mostra di Giuseppe Billoni, che è partita il 1° dicembre e finirà col 6 gennaio, espone delle vere e proprie trascrizioni di pensiero che eludono a una ricerca psichica e un'esperienza psichica molto intensa, fino ad arrivare a questi ultimi 20 anni dove nascono le figure di luce. Le figure di luce sono membrane dalle forme umanoidi che piano piano emergono dalle tonalità umbratili del nero, e sono figure che comunque alludono anche a una forza e una forza rigeneratrice nella sua realtà psichica, fatta di numerose esperienze, dallo sciamanesimo all'esoterismo orientale, occidentale, e tutte le ricerche che indagano sul sé interiore più profondo. All'ingresso abbiamo piccole opere che definiscono i suoi inizi, per far vedere cioè la congruenza tra questo percorso e quello precedente. Sono le prime figure di una serie un po' più primitiva, tra virgolette, dalle forme più primitive, che denotano un suo debito a Paul Klee, a Dürer e sempre a quella ricerca dell'oscurità interiore, e per poi arrivare alle ruote cosmiche e ai cieli stratificati. Tutte le opere sono sempre significative e la qualità è molto alta, riducendo ovviamente il numero, perché non è un artista commerciale, non è un artista facile, però grazie a quello ha tenuto sempre una qualità molto alta e significativa. Tuttora non so bene di cosa sto parlando, di cosa sto facendo praticamente, perché appunto il termine arte criptica in fondo vuol dire un qualcosa di nascosto, celato, ma che non è che poi andandolo a trovare lo si scopre. È un atteggiamento sempre di sorpresa, di curiosità continua verso quelle che sono i nostri stati d'essere, diciamo più sottili, più nascosti, e quindi è una ricerca verso l'invisibile, in poche parole. È un esercizio di introspezione, un esercizio meditativo. Attraverso tutta questa proliferazione di forme lucenti, eccetera, l'individualità evapora in un certo modo, e quindi c'è solo un atteggiamento di estrema attenzione, di estrema percezione, come si dice anche nello sciamanesimo, che noi siamo esseri percettivi fondamentalmente, e la percezione la si ottiene avendo una certa energia, e l'energia la si ottiene non avendo fra i piedi, diciamo così volgarmente, emozioni inutili e tutto quello che comporta il vivere quello che è oggi, insomma. Quindi siamo in parte un pasto per queste emotività. Nel momento in cui riusciamo a darci una certa autoconsapevolezza e quindi pulizia, oltre che mentale anche, diciamo, interiore, qualcosa incominciamo a vedere. Per l'occasione è stato prodotto quella che è un po' una bozza di un volume di 250 pagine in cui un pochino ho cercato di raccogliere un iter di ricerca, perché altrimenti si fa un po' fatica dall'inizio fino adesso per certuni, almeno per la massa, a cogliere un filo che praticamente non è mai cessato, una ricerca che è sempre andata verso appunto lo scandaglio interiore.